Raga, succede il contrario di tutto. 15esimi a Imola sotto il diluvio. Non sono riuscito a trovare un setup corretto e l'ho presa in quel posto. Molto male. Ascolta, adesso sono 30 laps. Ecco, stiamo così. E basta, sono rotto le balle. Ok. E niente, raga, sarà dura in gara. Non pensavo, cioè più che altro, vediamo se il passo quello della qualifica, un disastro. Se invece in gara riusciamo ad avere il passo che cioè, di Imola, quindi una gara favorevole, allora possiamo dire la nostra. Vai. Gran Premio di Imola, prima tappa europea. E qua dobbiamo fare punti. Non mi interessa la griglia. Sappiamo che in qualifica... Oddio, subito. Subito panico. Che stiamo aspettando sta safety car che non arriva quest'anno. Mamma mia, cosa ho fatto qua? Ho anche la macchina molto meglio da un punto di vista motore, usura. Sainz alle rosse, alle soft Sainz. Il mitologico Sainz Junior alle rosse. E adesso vediamo se... no, qua però ho frenato troppo. No. Sinceramente vedo che non ho un gran passo. La macchina migliora, ma purtroppo ovviamente migliorano anche gli altri, quindi faccio fatica. Sarà dura, eh. Io porto anche sviluppi, ma la CPU è bella cazzuta. Finisce già il primo giro. DRS ora attivo. E adesso bisogna volare, cercare di prendere un po' di posizioni. Mamma mia quanto l'ho rischiata. La Norris molto indietro, comunque Verstappen ha vinto tutte le gare tranne la prima. Mamma, grandissimo, ancora qua sorpasso importante. Cioè, pazzesco, veramente avevamo una Ferrari davanti qua però, Imola, che bello. Cioè, Verstappen sta letteralmente distruggendo il mondiale, cosa inaspettata alla vigilia. Norris malissimo, addirittura in 12ª posizione. Qua qualcuno sta rallentando, secondo me. Vediamo Webber che è messo abbastanza bene. È in zona punti, ma siamo vicini anche noi alla zona point. Condizioni delle gomme ancora ottime. Beh, appena cominciato, Astrozzone, a minchione. Ah, male, 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 brutto errore, brutto errore. Non devo fare sti errori. Non mi devono scappare via però, che cazzo. Sono a Imola, una gara dove sono fatto bene. Non posso vedere questo scempio. Devo mantenere assolutamente la quarta piazza nel mondiale, se no Ayrton se ne va. L'ha detto Ayrton, vuole per quest'anno essere sicuro che la macchina possa arrivare quarta come costruttori. Un podio siamo riusciti a farlo, serve qualche altro podio secondo me. Webber sembra più tranquillo da questo punto di vista, però è un parco piloti fortissimo, doveva far bene. Chiaramente raga, non sempre porterò Quindi 2 il gare, distacco dal tuo dipende da compagno come sono avanti le a gare. te Questa per è esempio è una gara bella perché 0,0 secondi. siamo tutti là, quindi
registrerò sicuramente di più. Non l'ho capita. Grande Norris qua, mi ha superato veramente bene. Siamo ancora fuori dalla zona punti. Se ne stanno un po' andando gli altri purtroppo. Questa è una cosa che francamente non... Gasly, però abbiamo il controsorpasso di Albon, no. Per fortuna no, siamo a caccia di Ocon. Ok, sei nella top 10. Buono. Sicuramente il ritmo è migliorato. Ocon è alla nostra portata. Sbavature, sbavaturine. Ah, non una gran chicane. Che schifo. Dai, spingi Kuma. Anzi, spingi Ayrton. Qua stanno arrivando come pazzi scatenati. Devo superare Ocon. Dai. Ho ovviamente tranquillamente il ritmo per superarlo. Noi siamo a benzina, benzina stavolta siamo tranquilli. Forse anche troppa. Dai che devo stare sotto il secondo per ciucciarmi. Buono, stavolta me lo prendo, sì. Parte già i box? Mark è nei box. Madonna, Mark nei box. sta un po' rapida secondo me. Attenzione. Ayrton. E chiude il sorpasso. Lo chiude alla grandissima. Non è qualche problema per Webber. Adesso arriva lo scoglio grosso. McLaren già a 4 secondi, niente da fare. O siamo in una gara proprio favorevole dove partiamo anche bene, stiamo pagando tanto delle qualifiche non proprio eccezionali, a parte Miami che non so come ha beccato il sesto e il quarto posto, poi in gara è andata male anche per colpa... Bravi Fiori, dai. 20 giri, quindi ultima sosta, unica sosta. La strategia di gara è completa. Adesso devi finire la corsa Sono con queste molto gomme. indietro, ma ovviamente tanti devono fare il pit. Vediamo dopo il valzer dei box dove finiamo. Sono anche in mezzo al traffico, cosa non bellissima.
combattendo questi. Sono in piena lotta. No, ste robe, madonna, che brutti errori che faccio. Sono tutti decimi fondamentali che perdo. Vai, 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 vai. L'unico... Attenzione al pilota dietro di te, ti segue a soli 2 secondi. Se commetti un errore potrebbe approfittarne e superarti. Grazie, caro. Perderò moltissimo qua. Dai, raga, dai, raga, dai, raga. Crediamo che il sottoscocca sia un po' rovinato, ma niente di serio. Che bello, vediamo. Qualche cordolo maledetto ho preso. Sono 14esimo e tanti, devono ancora pittare, secondo me. Come si dice nel gergo Formula UNESCO. Fuori Birman comunque, niente safety. Ce la fanno se mi servirebbe, cazzo. Abbiamo Antonelli davanti alla lotta nostra con le Mercedes, ovviamente il quarto posto deve essere nostro. Qua rischio di rompere sempre. Bello, che sorpasso. Grazie, sottoscocca. Sì, questi erano le gomme finite, comunque. iBox Sainz Junior. Siamo 12esimi. Ancora fuori da zona point. Devo prendermi anche Occo. E qua un sorpasso bellissimo, aggressivo ma pulito. Very good. E adesso bisogna capire quanti devono fare la sosta. Tanto Verstappen torna davanti, è incredibile, stagione è un po' così. Dopo va molto anche a stagioni, sia i ritiri che le safety che tutti, che i vincitori, e Max sembra veramente il dominatore incontrastato. Le sta vincendo proprio tutte. Noi stiamo girando discretamente, ma sicuramente qualcuno deve ancora fare la sosta, ci scommetto. Almeno 2 secondo me, spero. Poi c'è chi è su 2 soste, per me Webber è su 2 soste. Molto avanti a noi in questo momento, ma... A questo punto le gomme vanno benissimo. Solo che mancano ancora 13 laps remaining. In un inglese che ormai ha fatto scuola. Stiamo arrivando da Albon. Noi stiamo girando bene adesso. Per i nostri standard ovviamente. Infatti Marcolino fa la seconda sosta. Mark sta rientrando per la sosta. Vedi 2, eccoli qua.
più con Webber fa i miei risultati all'incirca, vuol dire che questa è la macchina per il momento. Ripeto, mancano solo i colpi di scena, che per il resto è una bellissima stagione, mi sto divertendo anche tanto. Era da un po' che non mi divertivo sti Formula 1 qua. Tanto Verstappen credo sia pronto a vincere l'ennesima gara, 5 su 6 se non erro, pazzesco. Sì. Anche se la macchina più forte è la McLaren, la Red Bull sta letteralmente distruggendo gli avversari. Per un settimo posto importantissimo, altri punticini irridati per stare davanti alla Mercedes e rimanere la quarta forza del mondiale. Settimi e ottavi, va benissimo. Mi se ne aspettavo un po' più di lotta qui a Imola, ma va bene, va bene, va bene. È la fine della gara, ci vediamo nel parco chiuso. Va bene. Pilota del giorno Russell, però no. Se è arrivato a punti è arrivato decimo. Vittoria per Penso, spero. Grande Max. Vediamo la Dopo una gara del classifica. genere il mondiale di Formula 1 è più incerto che mai. Decimo, infatti. Restate con noi C'è perché un il prossimo 21, Gran un Premio 20. è già dietro l'angolo. Vedi, sono il primo dei normali, tutti cioè gli altri sono fenomenali. Troppo forti sono. Dai, pian pianino. Sì, sono il primo siamo la prima scuderia dopo le top 3. Buono. A Monaco, non mi sentivo così in forma e non guidavo così bene a Monaco dal 1700 a.C. Non so cosa dire, so solo che partiamo in poi. Non ho parole, grandi. Ho fatto 3 Q1 quarto, Q2 secondo, Q3 primo. Don't not parole. A fare 2 soste, penso che ci sia l'obbligo delle 2 soste anche nel gioco e niente, fioi. Andiamo, raga. Abbiamo un'occasione d'oro, la vittoria sarà dura. Norris alle medium. Cioè, è chiaro che se parti prima a Monaco hai Stiamo molte chance. accumulando usura su MGUK. Dobbiamo moderare la modalità di erogazione delle RS. Ok. Beh, che finire la gara, il primo conto è fare un giro secco. Un conto è finire la gara. Però era da tanti anni che non ero così in forma a Monaco. È una pole a Monaco, la prima pole in carriera. Ecco qua, subito sbagliamo in gara, perfetto. Calma, Kuma, calma, hai solo 39 giri da fare. Graficamente, che gioco quest'anno, ragazzi. Mamma, si sarà dura, però abbiamo un'occasione più unica che rara, attenzione, mamma mia. Non ho fatto danni per fortuna. No, riesco alle medium, rompe i maroni, però è dura sorpassare qua. È chiaro che Ok, DRS disponibile. i box, le strategie di box saranno tutto. Lo sappiamo. Qui a Monaco così, poi con l'obbligo delle 2 soste ancora di più. Bisogna andare nel momento giusto. Però ripeto, è la prima volta, era tanti anni che a Monaco non mi sentivo così tranquillo nel guidare, cioè tra virgolette tranquillo ovviamente. Fatalità con chi sono con Ayrton però. Forse conta anche i valori, non so. Fa strano, però. Allora, nonostante finora nessuna safety car, solo una red flag e una virtual, mi sto divertendo talmente tanto che non mi interessa.
Il serata. sottoscocca è un po' danneggiato, Cosa ho avvertirai la fatto? differenza a breve. Ecco. Ottimo, hai registrato il nuovo miglior tempo della gara. Boh. C'è una tensione senza senso qui a Monaco. Sarà una gara lunghissima. Chiaro che conteranno le soste, non mi illudo di vincere, però già a fine del podio sarei per felice in una gara che di solito mi ritiro. Ma ripeto, manca ancora troppo per dire qualsiasi Le cosa. condizioni delle gomme sono buone, non preoccuparti. Grazie caro. Comunque a Monaco di solito si ritirano pochissimi piloti perché sennò è un bordello, di solito è così. No, ma siamo competitivi ragazzi, c'è poco da fare. Ayrton ovviamente la sente questa gara. Vedo che è la sua preferita ancora, sto iranellando fast, testa ogni giro, attenzione. Mamma mia. Perché non siamo all'ultimo giro? Però dai, stiamo andando bene. Il sottoscocca ha preso una botta, Ma ma nulla dove? di serio. Stiamo anche guadagnando. Mamma, qua ho però rischiato veramente il ritiro. Infatti ho perso tantissimo, questo è il problema di Monaco. Norris non molla con le medium. Mamma mia, ok, sponsor nuovi per Monaco, quindi soldini in più che arrivano nel carniere cubendiano della Comenda GP. Ayrton vuole la prima vittoria proprio a Monaco. Attenzione. Altra spada di Damocle. Il problema bisogna capire con le soste, di non finire nel traffico ovviamente. Quello è il pericolo. Tensione senza senso. 15-22esimo giro la prima sosta. Dovrò capire bene quando fare le soste. Sto prendendo anche veramente distacco, non ho parole. Abbiamo i tempi un po' buggati però, che ho salvato perché ho ripreso il giorno dopo. Leck davanti.
Hai solo una sosta a disposizione adesso, ultima sosta. Ok. Sì. È tutto un po' buggato. Vorrei capire gli stacchi, però vabbè. Che bello. Comunque ho fatto per la cronaca una gara singola, la safety car mi è uscita. Quindi è proprio... Mark è nei box, Mark nei proprio è box. tutto randomico, perfino a Monte Carlo, che è rara, però adesso non voglio chiamarla perché qua proprio non mi serve la safety car. Anzi, solo che ho gli intertempi buggati. Beh, forse se salvi e riprendi dopo non è positivo. Solo che devo capire... Boh, non si capisce una mazza. L'IRS si sta scaricando, prova a cambiare modalità sul DMF Ma o a stai lasciare buono. appena l'acceleratore e frenare leggermente nelle curve per ricaricarlo. Ok, torniamo primi, però non abbiamo gli intertempi, che bello. Siamo privi dell'intertempo. Cosa un po' curiosa. Diciamo che abbiamo l'obbligo delle 2 soste. Teoricamente salvo red flag, quella ci dà la sosta gratuita. Il cume sta pitturando, sta letteralmente pitturando. Non ci credo, safety car. Mentre il gruppo si compatta, mantieni il tempo delta positivo. Incredibile. Safety car probabilmente detriti in pista perché non vedo i tiri proprio adesso. Riduci la velocità, il delta è troppo basso e rischiamo una penalità. Rallenta immediatamente. Non so cosa fare, se andare ai box o no. Questo è un bel dilemma, non ci credo. Proprio adesso a 6, proprio quando non doveva arrivare. Tutto grottesco. Però non so se andare ai box, anche perché bisogna capire perché a volte una safety car può trasformarsi in una bandiera rossa se i detriti sono troppo alti e se non ce la fa a toglierli in tempo. È una gara come Monte Carlo, quindi tutto da vedere. Non ho parole. Non ho veramente parole. Proprio sta gara che non mi serviva, che dovevo solamente star tranquillo, no niente. Pazzesco, pazzesco, pazzesco. Non vado ai box, me la rischio. Se gli altri vanno ai box hanno un pit gratuito. E questo? Ma la safety? Ah, è là la safety, ok. Su qua perdo anche tempo. Ah, cazzo, la Ferrari boh. È che non vedo gli intertempi, cazzo. Teoricamente lui può superare la safety, spero. No. Cosa vuol dire? Fatemi capire, forse posso? Sì, posso. Superaggiare bene. Ti stai avvicinando alla Bravi, safety car. non ho messa Sei sta il roba. leader della corsa, quindi non puoi sorpassarla. Stai dietro alla safety car. Questa è una cosa buona. Che poi vedo tutti i box, che cazzo.
Ah, rischio di perdere la gara per sta stronzata. Leclerc alle soft. Hamilton, Gigi Hamilton è andato. Mo vediamo se la gara si trasforma o no. Dai, godiamoci la safety car, so che rompe un po' le balle, ma la prima non si può dimenticare, la prima safety. Ma no, sono un deficiente intanto, ecco, ricarichiamo. Ok, vediamo quanto dura sta safety car, pazzesco, proprio a Monte Carlo. Ma Lec la supera o no? Non sto capendo molto. Per questo voglio vederle insieme a voi. Siamo ancora molto distanti tutti però. Vediamo se dà bandiera rossa. A volte la dà, a volte no. Soprattutto nei cittadini. Con l'esperienza anche dell'anno scorso è più che altro. Però solo io ho superato a Jarbo. Ok. Io comunque dovrò fare la seconda sosta. Forse Hamilton ha preso il jolly, non lo so. Forse Gigi ha il jolly. Ho ancora giri, Mi sto ciavando la... Eccola qua. Ok, tra poco si riparte. Go, go, go. Si riparte, raga. Ok, la safety car rientrerà durante questo giro. Non accelerare troppo nel terzo settore, rispetta il delta finché la safety car non sarà entrata nella corsia dei box. Ok. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Monteremo gomme medie. Mamma mia, con le gomme fredde quanto ho rischiato. Bandiera verde. A fare sti parziali buggati. Nessun problema alle gomme da riportare. Concentrati sulla gara. Adesso è da capire perché la sosta devo farla, raga. Vai, vai,
però non gli intertempi, cazzo. I commissari hanno dato l'ok per il DRS. Vediamo cosa fanno anche gli altri, voglio capire perché prima. Se Norris ha già fatto la sosta, so cazzi. Vai, 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 ancora le medie che sono quelle più affidabili. Adesso da capire perché mancano 8 giri. Abbiamo effettuato tutte le soste a disposizione, quella Attenzione. era l'ultima. Boh, non lo so. Forse sono già andati ai box entrambi. Con la safety car hanno sfruttato la safety. Porca miseria. Concedetemi un po' di paura a perdere la gara qua. Madonna, ma questo scoda come un pazzo però. Secondo me deve ancora fare la sosta. Infatti me lo sono mangiato in un secondo. 9 secondi Lambo. Subito superato Scarone. Abbiamo ciucciato 10 secondi in 3 giri praticamente. Vai, vai, vai nel tunnel, possiamo fare il surpass. Mamma mia, mamma mia. Yes, torniamo in testa. Bella mossa, ben fatto. Un passo a Monte Carlo comunque spaventoso. Ho azzeccato anche le soste, meglio di così. Adesso devo solo portarle a casa. Per la prima vittoria storica di Senna proprio a Monte Carlo, sarebbe qualcosa di incredibile. Il distacco dal tuo compagno dietro di te è 37,0 secondi. Webber lo abbiamo annichilito, Marcolino Webber. Adesso posso anche, mamma mia, un po' gestirla, tra virgolette. Quella safety car è arrivata per, come si dice, danni tra Hamilton e Norris. Molto la peggio Hamilton, proprio perché Norris incredibilmente è secondo, probabilmente l'ha sfruttato la seconda sosta. Grandi McLaren qui a Monte Carlo. Verstappen non pervenuto. Che ho visto che la safety car può arrivare anche a Monte Carlo, cosa che avevo già visto, per carità del Signore, però è bello vederlo in carriera. Sì, sì, proprio comunque se non faccio cagate, se la macchina tiene, è una vittoria iper meritata. Tieni duro come. 3 laps remaining. Stanno volando anche il cielo, ma non è prevista pioggia qui a Monte Carlo. Possiamo anche gestire 3-8, perdiamo qualcosa, ma va bene. Mamma che fatica, mamma che fatica. Veramente un Ayrton devastante. Dobbiamo solo portarla a casa. Ciolaps. Non andavo così bene a Monte Carlo da tanti e tanti anni. Ti prego, non mi tradire macchina, non mi tradire adesso. C'è tensione. Comenda GP, scuderia italiana che vuole superare la Ferrari.
ci sta regalando qualcosa di incredibile. Ha già promesso se il Comenda veneziano, se vince a Monte Carlo, se portiamo a casa la vittoria. Tante Tori per tutti, perché non ce la siamo dimenticata Tori, che quanti anni sono passati dalla nostra Tori Black, signori. Adesso abbiamo messo la testa a posto, forse. E inizia l'ultimo fottutissimo giro. Boom. Ok, ultimo giro. Portiamo a casa il risultato. Ci provo, vecchio, ci provo. Abbiamo annichilito tutti oggi. Abbiamo dimostrato che Monte Carlo possiamo domarla. La macchina è proprio in un miglioramento importante. Il mio punto debole è ancora quando le gomme si usurano, faccio fatica a fare bei giri. Se dovrei essere costante anche in condizioni non perfette. Sta maturando per la Comenda GP il primo successo eredato proprio a Monte Carlo, e anche per Ayrton, primo successo proprio a Monte Carlo. Sembra fatta apposta, ma non lo è. C'è una tensione indicibile. Questa nuova scuderia con nuovi sponsor, fatalità, sta portando a casa un risultato che non ha senso in 52 stati. Attenzione, ultime due curve. Attenzione, final curve nel final lap comendiano. E signori, si torna alla vittoria. Yes, yes, yes. Assolutamente fantastico, sì. Davvero. Ottimo lavoro. Sì. Mamma mia. Tanto Liam Lawson MVP. Grandi ragazzi, grandi, grandi, grandi. E questa è una vittoria che passerà alla storia. Ayrton Senna vince la gara di oggi. Sì. Non ci credo. In alcuni momenti sembrava stesse correndo Guardalo. da parte. Ha mantenuto la testa della corsa per tutto il tempo. Insomma, che dire di più? Io vorrei cambiare però i colori del casco. Si può? Non si può? Chiedo. È stata una giornata fantastica per i tre piloti che si preparano a salire sul podio. È merito loro se abbiamo assistito a un gran premio straordinario. Peccato che non c'è Montoya quest'anno tra le leggende. È grande Ayrton. È emozionante vedere questo. Vive sempre con noi Ayrton. Che vittoria, Fiori. Che vittoria. E adesso champagne. Buono. E arriva la prima vittoria in carriera. Beh, è stato un fine settimana di Formula 1 davvero entusiasmante. Tornate a seguirci Bruciati prossimamente tutti. per altri momenti di incredibile Formula 1. Dai, ci volevano sti punti. Costruttori bene, ci siamo.